Un momento di animazione territoriale che coinvolge i comuni di Agrigento, Caltanissetta, Porto Empedocle, Favara, Racalmuto e Palma di Montechiaro e che intende raccontare la bellezza delle pagine degli autori che hanno visto e amato questi luoghi, fonte di ispirazione per le loro opere. E questo è il Festival della Strada degli Scrittori, un programma ricco e vario che si dispiega dall'11 maggio al 7 luglio con iniziative destinate a un pubblico ampio, così da offrire a tutti la possibilità di immergersi nell'esperienza della Strada degli Scrittori. Il tema dell'edizione 2017 è dedicato al 150° dalla nascita di Pirandello, un filo conduttore che toccherà tutte le tappe in cui saranno permeati diversi appuntamenti. I 150 anni dalla nascita di Pirandello non potevano non vedere coinvolta l'Assemblea regionale siciliana, la Fondazione Federico II, un'idea che nasce dal territorio, 6 comuni coinvolti, dal comune di Caltanissetta a quello di Agrigento, Porto Empedocle, tanti che hanno voluto spingere affinché si ricordasse adeguatamente Pirandello, ma soprattutto per rilanciare un'idea che la cultura crea economia. Bisogna pensare che l'ANAS ha voluto dedicare la strada statale 640 come strada degli scrittori, quindi c'è Pirandello ma non solo, c'è Camilleri, c'è Sciascia, ci sono tanti altri. Ogni angolo della nostra Sicilia trasuda cultura, trasuda storia, bisogna trasformare tutto ciò in economia. Naturalmente puntiamo sul turismo, un turismo culturale che vede quindi l'utilizzo della maggiore risorsa, quella che abbiamo, che è quella umana, e quindi questa strada degli scrittori consente un percorso culturale che passa ad una nuova visione della Sicilia, che viene nella precedente letteratura quasi sconfitta, in cui vede sconfitta la legalità, in cui il comandante Bellodi viene trasferito dopo aver appurato gli autori del delitto al commissario Montalbano, che è empedoclino praticamente, perché Vigata e Porto Empedocle, che invece vince in questa battaglia contro la disonestà e contro l'illegalità. Quindi davvero è un percorso molto positivo, non solo che può essere di volano, non solo dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista culturale, nel segno di un cambiamento profondo della Sicilia. Favara fa da apripista con la strada degli scrittori, il nostro autore è Antonio Russello, quindi l'invito è rivolto a tutti coloro i quali vorrebbero leggere dei libri. Davvero si farà un viaggio affascinante di quella che è la Sicilia e i colori della nostra terra. Antonio Russello è stato un grande scrittore e che trova legittimità all'interno del nostro comune attraverso la valorizzazione di queste opere. Abbiamo scelto lui perché non poteva scegliersi persona diversa, davvero un grande autore, un grande artista che permette di poter rivalutare quella che è la Sicilia e il nostro territorio attraverso l'arte della penna e l'arte della cultura. È indispensabile quindi attraverso questo passaggio rivoltare i nostri territori, quindi veniteci a trovare e leggete tanto. Il Festival Strada degli Scrittori, oltre ad essere un festival culturale, diventa un brand di territorio. Diventa l'idea di una strada, la 640, che poteva essere semplicemente un asse di collegamento tra la A19 e Agrigento, diventa invece uno spunto perché le località, cioè le città, facciano sistema. Attorno alle identità forti che esistevano già, che ciascuno racconta di una storia culturale, di una proposizione delle risorse ambientali, paesaggistiche, museali, archeologiche. Tutto questo insieme alle produzioni delle filiere agroalimentari diventa una proposta di sistema che è riuscita a realizzare qualcosa di davvero straordinario.